Un vigile urbano positivo al coronavirus e una quindicina di suoi colleghi che con lui hanno avuto contatti diretti e indiretti si trovano in isolamento fiduciario in attesa dell'esito dei tamponi. L'agente è stato contagiato fuori dall'ambiente di lavoro a una festa di compleanno di un bambino dove era stato invitato. Dopo alcuni giorni di servizio in strada e in ufficio ha saputo che un altro invitato a quella festa era risultato positivo al coronavirus. È corso a fare il tampone, risultando asintomatico, e ha avvisato il comando. Tra le persone tracciate ci sono anche i colleghi di lavoro. Gli ambienti in cui lui è stato durante il periodo in cui ha lavorato ovviamente vengono chiusi, sanificati e poi rimessi a disposizione della struttura. 6 i colleghi con cui aveva lavorato fianco a fianco, un'altra decina quelli a contatto indiretto. Sono tutti a casa in isolamento fiduciario. La UIL denuncia però come in questa occasione sia mancata la comunicazione ufficiale al personale e ai colleghi. Abbiamo saputo tramite le normali informazioni che intercorrono tra i colleghi, quindi in questo caso effettivamente è mancata la comunicazione da parte del comando, che rispetto alle altre volte invece è stata molto tempestiva. La UIL denuncia anche gravi carenze nella gestione da parte della Giunta della prevenzione dal Covid. Tutti i dipendenti del Comune di Padova erano stati allertati del fatto che volontariamente avrebbero potuto fare i test serologici e la data ultima per l'adesione era il 25 di agosto e che appunto questi test si sarebbero poi effettuati nella prima decade, quindicina massimo di settembre. 2 giorni fa tutti i settori hanno ricevuto delle mail dei propri settori di competenza dove appunto questi test saranno differiti secondo il settore sicurezza a data da destinarsi. Ad oggi non sappiamo la reale motivazione di questo differimento. Scarpelli invita invece il Comune a non perdere altro tempo con i test. L'appello: di attivarsi, ma soprattutto di rendere partecipe i sindacati e i RLS per quale motivo appunto non sono stati fatti questi test e che avvengono in tempi brevi per dare sicurezza, serenità all'ambiente lavorativo, ma anche ovviamente ai cittadini. Intanto l'assessore Francesca Benciolini annuncia che dalla prossima settimana ci saranno 12 vigili urbani in più in servizio a Padova.